E una buona notizia, il Vomero, quartiere di Napoli che negli ultimi anni ha visto chiudere importanti presidi culturali, storici e non, apre una nuova libreria. Notizia nella notizia è di proprietà di centinaia di persone, unite dallo slogan "La libreria ce la facciamo noi". Vediamo il servizio di Guido Pocobelli, Ragosta. Un'iniziativa che parte da Facebook e che blocca Napoli bloccata per i libri, è una delle cose più belle che potesse succedere, secondo me è la risposta più grande che potesse dare un quartiere e una città ad una crisi che sembrava irreversibile. Significa che si possono fare le cose, ancora. Alle 21 esplode la festa in via Cimarosa, a pochi metri dalla funicolare di via Fuga. Nasce Io ci sto, la prima libreria popolare d'Italia, nata su Facebook da un post di Ciro Sabatino, prima la chiusura della libreria Guida Merliani, poi Loffredo, in mezzo la chiusura o il ridimensionamento di altre librerie, di fatto un quartiere, il Vomero, senza più alcun luogo dedicato ai libri. Da qui l'idea di Sabatino, perché non la creiamo noi? È partita la sottoscrizione, 50 euro a testa, si iscrivono in tantissimi, oltre 600, l'inaugurazione senza libri, ci saranno dal 1° ottobre. È stata una faticata entrare perché non ho mai visto tanta gente, ecco, quindi il Vomero è un luogo straordinario, quindi ha risposto bene, ma non solo il Vomero, ha risposto tutta la città. Dire io ci sto oggi significa veramente sostenere quell'aspetto unico che c'è rimasto, cioè la cultura, che potrebbe e dovrebbe essere un'industria e che invece sta diventando un'assenza. Io ci sto come scrittrice, ci sto come lettrice per un quartiere che si deve riappropriare di un'identità culturale attraverso i libri. Questo può essere solo un inizio, io spero che anche le istituzioni se ne accorgano e ci diano una mano concreta, vera. Per il momento io ci sto, ci stiamo in tanti. Uno spettacolo sulla scalinata accoglie tutti. Io ci sto, è già un caso nazionale. In molte città si pensa già a emularne l'idea. Veramente un successo straordinario, grande passione per la cultura e per questo quartiere della nostra città.